Ciao a tutti, bentornati sul canale di Ciao Mamma Vado In. Oggi vi portiamo dalle prese 12 alla metà della 16. Siamo quasi arrivati alla fine del progetto. Grazie a tutti quelli che continuano a seguirci e restate con noi per vedere le ultimissime cose. Bando alle ciance, Ciancio alle bande. ciancio alle bande. Questo video è già abbastanza pieno di scemenze, per cui cercheremo di ridurle almeno nella parte iniziale. Prima di continuare, se i video vi piacciono, lasciate un like, condividete, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche, così da non perdervi gli ultimi video. Cosa abbiamo visto? Buoro di Ciano, che è famoso per... Praticamente c'era una volta In una galassia lontana in una galassia lontana, in quel posto lontanissimo chiamato Ciano, una grotta. In questa grotta c'era una fonte. La leggenda vuole che 3 malvagissimi contadini, e perfidi e avidi, andavano in questa fonte. I Sith. C'è un ramo, sai dove No, finirà questo no. ramo? Sai dove finirà? No! Questi 3 contadini andavano alla fonte per sporcare l'acqua, così gli altri contadini non potevano usare quell'acqua. A un certo punto gli apparve la ninfa Ciane e gli dice: ehi briganti, non sporcate l'acqua. E loro dicono: se va. E li trasforma in lupi. Dopo di averli trasformati in lupi e averli presi a calci nel popò di lupo, la ninfa pulisce tutta l'acqua e la arricchisce di virtù. Infatti si dice che quell'acqua sia... come dice? Infatti si dice che quell'acqua era... non so l'italiano, amore. Infatti le donne che dovevano allattare andavano a questa fonte per aumentare la qualità del loro latte, e andavano a questa fonte anche da Padova, da Venezia, tutti quanti per prendere tutti i benefici di quest'acqua. Poi però negli anni 70 il carico d'acqua diminuì e quindi nessuno più andava a prendere l'acqua là. E quindi basta, via la ninfa, e dopo è morta. Com'è? Siccome la Maggie è molto sfaticata, sono dovuto tornare da solo a Santa Maria della Vittoria e farmi la via dell'acqua in bicicletta. C'è da dire che le prese 14 e 15 sono state finora le più difficili da fare in bicicletta. No, così è 41. Quindi 14. Quindi se non siete molto allenati potete tranquillamente arrivare a Santa Maria della Vittoria e parcheggiare la macchina lì. 8, 4, 12, buona visione! Ah, è caduto il telefono. Un cartello! Finalmente un cartello, dopo anni e anni di ricerche. Abbiamo trovato questo esemplare unico nella sua specie. Un cartello con delle cose scritte, delle informazioni, ragazzi. Noi siamo qui. Ebbene sì, siamo a Santa Mamma e abbiamo trovato il primo e probabilmente unico cartello che indica la presenza di una grotta. Cioè cartello serio, vero cartello. Ci accingiamo ad entrare nel Buoro di Ciano. Detta anche Fontana del Buoro. un pipistrello. Un altro. Beh, questo è il Buoro di Ciano. Per proseguire servirebbe dell'attrezzatura Che non abbiamo, come minimo dei caschetti e delle cinghie di sicurezza, perché dopo pochi metri c'è un pozzo che si apre e prosegue nel sottosuolo, quindi è esplorabile soltanto per una piccolissima parte.
Comunque siamo stati già molto fortunati, abbiamo visto 2 pipistrelli. Veniteci, ma state attenti. Per arrivarci basta che vi fermiate alla chiesetta di Santa Mama e proseguiate per la stradina al suo fianco, 200 metri, e poi tenete la sinistra. Ciao, sono tornato in bicicletta a Santa Maria della Vittoria. Proverò a percorrere il sentiero Romanazzi che conduce attraverso la Valle dell'Acqua. Trovo proprio dietro la chiesa di Santa Maria della Vittoria e ho trovato il cartello che indica la direzione da prendere per vedere la Via dell'Acqua. Di là. È il 20 e qualcosa marzo e sono assediato dai moscerini. Che miseria. Allora, sono ritornato a Santa Maria della Vittoria, sono sceso per la Via dell'Acqua fino al versante nord del Montello, dopodiché per tornare indietro mi sono affidato alla presa 13. Dai che ci accingiamo a fare la presa 15, dai! Non c'è moltissimo da vedere, dalla presa 12 in poi, bah. Ci sono un sacco di sentieri per le mountain bike, quello sì, però per quanto riguarda grotte e punti fichi, ce ne sono veramente pochi. Lo so, la Maggie mi odia, ma siamo alla presa 15, quindi vuol dire che mancano 5 prese per concludere il nostro progetto, il che è un bene, pensa lei. All'inizio di questa cosa mi aveva promesso che mangiavamo. Io non ho visto nulla, una volta. È inutile fare promesse che poi non vengono mantenute, caro. Siamo carichi e stiamo andando a mostrarvi l'osservatorio del Re e la colonna romana. Ci troviamo sulla presa 16. Andiamo. Racconta. No, non racconto niente. Va bene, lo racconto io. Dove hai lasciato l'SD della macchinetta fotografica?
qui il re Vittorio Emanuele vide l'inizio della battaglia che portò Trento e Trieste all'Italia e 33 trentini andarono a Trento, tutti e 33 torterellando.